lettura, perché i veri protagonisti del Made in Italy e della crescita siete voi imprenditori, a cui rivolgo un saluto particolare e molto sentito, soprattutto in un momento in cui abbiamo visto con il tavolo chiamato dalla stessa Premier Giorgia Meloni, si è voluto dare una maggiore enfasi per prevenire delle problematiche, e infatti oggi che tutti gli scossoni che ci sono stati stanno in qualche modo arrivando anche sui mercati, noi siamo al vostro fianco per quanto ci è stato richiesto. Lasciatemi dire anche da uomo di impresa che è un piacere riuscire a lavorare in una situazione in cui la direzione e gli obiettivi sono stati dati in modo importante. Quando si fa un numero di obiettivo, come quello che ha appena detto il ministro Antonio Tajani, significa allineare tutte le attività, dare delle priorità e riuscire a individuare quelle che sono le azioni che possono portare di più al risultato che vogliamo raggiungere. Sono 700 miliardi sul totale del Made in Italy, abbiamo già raggiunto un risultato molto importante sull'agroalimentare, ma noi dobbiamo anche poi lavorare di squadra, e nel lavorare di squadra voglio ringraziare i ministeri che ci aiutano, anche naturalmente il Ministero del Made in Italy, che per quanto riguarda le attività Adolfo che vengono fatte in Italia rende più competitivo il poter andare all'estero. Però scendendo poi sul tema tecnico, al Vinitaly noi diamo un contributo importante. Noi portiamo insieme al Vinitaly 1000 operatori, 1000 clienti agli imprenditori in fiera, ma non solo, non ci limitiamo alla fiera, noi portiamo anche all'estero gli imprenditori per fare un numero abbastanza importante. Facciamo 25 attività di eventi all'estero, non per ultimo Vinitaly USA, che è stato un successo dove abbiamo creato in 3 anni la più grande fiera del vino americano. E non solo, noi a questo evento portiamo 150 aziende, 100 aziende e 150 buyers. Abbiamo creato un mercato nuovo sul quale possiamo andare a insistere per fare questo lavoro di squadra e riuscire ad aumentare il vostro business. Ci sono delle problematiche? Sì, c'è il tema dei dazi, c'è il tema del cambio euro-dollaro, c'è il tema del comportamento dei consumatori, ci sono però anche molte opportunità, lo diceva prima il ministro Tajani, c'è il Mercosur, c'è l'India, c'è l'Australia, ci sono molte direzioni che noi stiamo in qualche modo aprendo e che devono essere il nostro campo di battaglia, ma soprattutto noi stiamo ascoltando quella che è la voce degli imprenditori, delle categorie che ci rappresentano, quali sono le opportunità che dobbiamo andare a cogliere, e qui ringrazio di nuovo il ministro Francesco Lollobrigida perché insieme a tutto il governo, insieme al ministro Tajani, ci hanno dato queste risorse in più che stiamo instradando secondo quelle che sono le richieste che vengono espresse dagli imprenditori con il placet naturalmente dei ministeri competenti. Quindi